La Lega Coop Sicilia Agroalimentare interviene oggi con il suo responsabile regionale, l'agrigentino Domenico Pistone, affermando come la produzione ortiva siciliana è a rischio a causa della carenza infrastrutturale degli invasi siciliani. Nonostante le piogge autunnali nelle campagne siciliane, si continua a registrare una drammatica carenza d'acqua che continua a minacciare la tenuta del tessuto economico siciliano, dell'agroalimentare. Invasi e dighe vuote o semivuote ancora una volta mettono in evidenza tutta la loro inadeguatezza infrastrutturale, spesso privi di collaudo e manutenzione ordinaria, dimostrando senza tema di smentita che la crisi idrica che sta attanagliando la Sicilia da oltre un anno è soprattutto figlia dell'incapacità di dotare questo nostro territorio di infrastrutture idriche degne di questo nome. Lo stesso Pistone ha proseguito affermando come dopo la crisi della scorsa estate, che ha visto diverse manifestazioni da parte di produttori, liberi cittadini e diversi sindaci, ci aspettavamo una reazione risoluta in termini di avvio celere di tutti quei cantieri finalizzati alla realizzazione delle opere funzionali al contrasto della siccità e della crisi idrica, ma tutt'oggi la situazione rischia di diventare ancora più pesante dell'anno appena trascorso. Come abbiamo più volte sostenuto, al di là dei provvedimenti e delle risorse a sostegno delle imprese agricole che pure ci sono stati, la componente tempo che manca alle nostre imprese agricole ed agroalimentari. In questo senso, afferma Pistone, chiediamo al governo della regione a che punto siano gli investimenti per oltre 140 milioni di euro riservati alla rete idrica e dissalatori, alla rigenerazione dei pozzi. I danni in agricoltura sono ormai incalcolabili, come associazioni dell'agroalimentare stimiamo circa 2 miliardi di danni subiti, oltre 100.000 metri cubi d'acqua al giorno vengono scaricati in mare, mentre l'agricoltura delle province di Agrigento e Trapani stanno vivendo una crisi senza precedenti. Paradossale in tal senso il caso della diga Trinità di Castelvetrano, resa non operante per problemi di sicurezza. Diverse aziende agricole dei comuni serviti dalle dighe di San Giovanni Naro e Furore denunciano una situazione che è arrivata al collasso con l'interruzione da parte del Consorzio d'Agrigento 3 delle irrigazioni a causa di svuotamento delle due dighe, una scelta drammatica visto che le aziende agricole di quel territorio hanno beneficiato della risorsa idrica lo scorso 10 gennaio e al momento sono completamente a secco. A tal proposito, nei prossimi giorni chiederemo con il vicepresidente nazionale Lega Coop Alimentare e Pesca Filippo Parrino un'audizione urgente presso la Commissione Attività Produttive della Regione Siciliana.